La mia lingua. 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 Per me la lingua corsa è una maniera di essere radicata o più profondo di relazione in cametara. Quando è che avete imparato a parlare la corsa? Ciò che ho inteso per la prima volta, penso, di la lingua corsa, l'ho intesa quando ero sempre in un seno di mia mamma, posto che mia mamma mi cantava, aiuto questa chance, che mia mamma mi cantasse a i miei nani di noi mi cantassero i nanni, e canzoni, e parlare, niente che di gente a parlare. E poi dopo ho avuto la chance di poter stare in paesi e vicino a gente che non so più ora, ma che erano paesani, e ho inteso la lingua di Atara, la lingua di un popolo. Quando la parlate a lingua corsa? Quando vado a cercare la mia roba in piccoli magazzini dove può andare più che in altri magazzini più maggiori dove non si parla più né francese né corso né nulla. Piuttosto che avere a fare con un robot, preferisco io parlare di roba, di cercare a sapere come l'agricoltore, come la gente che lavora in Antatara, posto che l'affare mi interessa, muore. Cerco di sapere come produce, per chi, eccetera. Vale a dire che cerco di parlare la mia lingua tutti i giorni. Chi rappresenta per voi la lingua corsa? Allora a me ciò che mi piace è di andare a mezzo alla natura e a mezzo ai melodi e a poter leggere i melodi di una maniera forse un po' speciale. Non dico mica che so pro a fare ciò che la gente un po' non mica va, i frusteri, che giungono qui e si promenano, ma non sanno mica dove passano, ciò che si è passato. A me ciò che mi piace è di andare a cercare sempre di capire meglio per chi. Bon. E poi c'è un'altra andatura, quando vado fuori, in Sardegna, in Italia, e qui che in una certa maniera, in certi luoghi, per esempio di Sardegna, posso parlare la mia lingua senza fare sforzo. Come dite la bene di la lingua corsa? Questa lingua qui ci permette oggi di poter comunicare, di poter fare un scambio maggiore con altri popoli per via di un mondo usano. Sarebbe che ci fosse una conoscenza più importante, più sviluppata, tante possibilità, e che non ci sia mica una paura che ci faccia rivenire a noi. No, al contrario. Spero e un mio scopo di lavorare sempre su questa maniera di vedere fare così, di aprire sempre la porta, di scambiare e di poter giungere a un punto, quando la lingua sarà riconosciuta, di poter mettere in piazza atti di sviluppo culturale, per esempio, che sono più importanti che oggi, perché tutto il mondo ne ha bisogno. La cultura è un modo di sviluppo economico importante, soprattutto nel mondo d'oggi, non c'è mica a dimenticarlo.